Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Marco Tognini, Sic et Non, ovviamente, open your eyes, aprite gli occhi, anche oggi ci schieriamo contro il mondo woke, ovviamente potete intervenire in diretta, porre le vostre domande anche sulle notizie del giorno. Oggi ci sono tante cose, insomma, c'è tanta carne al fuoco, anche se volete parlare per esempio della notizia del giorno, si parla di autonomia, si parla di Roma. Tranquillamente, vediamo anche un po' di tirare fuori qualche concetto interessante. Ovviamente parliamo del core business un po' della nostra trasmissione, che oggi diciamo è l'ultima prima della pausa agostana, riprenderemo a settembre, anche con più ospiti. Diciamo in questo periodo non è stato facile andare a ricercare qualche ospite, ma per settembre abbiamo qualche sorpresa molto interessante per un dibattito serio, per un dibattito che insomma cerchi anche di chiarire come dire le idee al cittadino, che è la cosa che ci preme, la cosa più importante, la cosa per la quale è nata questa radio molti anni fa, e comunque in tanti periodi che ha passato è sempre stata al servizio dell'ascoltatore, e questo vogliamo essere. Per cui potete chiamare se volete intervenire in diretta allo 02 92 94 72 22, o anche inviare eventualmente i vostri messaggi su WhatsApp 340 67 09 659, oppure se volete rimandarci magari qualche messaggio WhatsApp che ci avete mandato e non abbiamo fatto in tempo a leggere. Insomma, ecco, siamo qui per voi. Ovviamente Sic et Non parte con le sue argomentazioni, pensiero woke, una notizia di costume ma molto interessante, vediamo di approfondirla anche per capire insomma un po' quella che è l'atmosfera mefitica certe volte del mondo della comunicazione, del pensiero woke, che si respira soprattutto negli Stati Uniti, dove nasce un po' questa idea di andare anche a rivedere il passato, a chiedere scusa, a giudicare il passato con il metro di oggi e tante altre cose, insomma avere anche questi riguardi un po' pruriginosi del politicamente corretto. La notizia è girata già sui social, è interessante, ne ha parlato anche qualche quotidiano, ne ha parlato Libero, La Verità, Il Giornale. Qual è? È la follia woke che si scatena contro Sydney Sweeney. Sydney Sweeney è quella, mi permetto di dire, avvenente, piacente attrice americana, bionda, prosperosa, e la sua nuova pubblicità per un marchio di jeans prettamente americano, questa pubblicità con macchina americana, diciamo molto particolare. Andiamo a leggere. Lo spot con l'attrice bianca accusato di nazismo, pensate un po'. La memoria è, al meglio, una cisterna fallosa e contorta, dice Costanza Cavalli. Vale in ogni campo, nella vita personale, quando scoppiano le guerre, eppure per le campagne pubblicitarie dei jeans. Quelli di American Eagle, però, storico marchio di abbigliamento made in USA di reganiana memoria, devono avere un ippocampo non guastato dall'obsolescenza, dice. E si ricordano Mark Twain quando scriveva che la storia non si ripete, ma spesso fa rima. E così si sono inventati una pubblicità che ha gettato nell'isteria chi invece non ricorda niente, ancora meno sa di cultura popolare, figuriamoci di Mark Twain. E definiscono il loro ultimo spot propaganda nazista, pensate un po'. Ci arriviamo tra un attimo. Intanto la pubblicità va così. La bellona bionda Sydney Sweeney, 27 anni, diventata famosa grazie alla serie Euforia e White Lotus, è sdraiata, spettinata, trucco a zero. Si è appena infilata un paio di jeans blu scuro, leggermente larghi, si sta ancora allacciando la patta. Mentre si tira sulla zip, guarda in camera e provoca. I geni vengono trasmessi dai genitori alla prole, spesso determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi. Primo piano sui suoi occhi azzurri, i miei jeans sono blu.
dice: prima che una voce maschile fuori campo chiuda, Sydney Sweeney ha degli ottimi jeans. Il gioco di parole in inglese è questo: jeans e jeans inteso come geni, quindi jeans come i pantaloni e jeans come geni, e in inglese suonano allo stesso modo. Sulla stessa falsariga è anche il secondo spot: l'attrice indossa gli stessi jeans, un giacchino sempre in denim, che è quel tessuto blu che si chiama jeans perché deriva da Genova, insomma era quel cotone genovese tessuto denim che poi veniva molto apprezzato dai marinai. Si dirige verso uno specchio, si volta, si guarda le terga, dice: non sono qui per dirti di comprare i jeans e non dirò che sono i jeans più comodi che abbia mai indossato o che disegnano un fondoschiena fantastico. Perché dovrei farlo? Però, continua, se hai detto che vuoi comprare i jeans, e qui fa una pausetta tattica, non te lo impedirò. Nel terzo video, Sweeney, jeans e canottiera bianca, sale su una Mustang del 1965 e sgomma via. La biondona in jeans con gli occhi azzurri è solo l'ultimo tassello che ha mandato ai matti gli addetti del wokismo. Prima era arrivata la Mar-a-Lago face, ritocchini, poi lo stile maga, camicette, tailleur, tubini. In effetti Sydney Sweeney è una delle poche attrici non direttamente schierata col Partito Democratico. E appunto il New York Times ha chiesto come una donna potesse, anche di sinistra, potesse ancora indossare un abito come questo senza correre il rischio di passare per trampiana. Ai piedi tacchi bassi, ballerine, sneaker, zeppe. Talvolta i progressisti hanno parlato di svolta eugenetica addirittura. Lo stile rifletterebbe idee eugenetiche perché ottimi geni è un'espressione storicamente usata per celebrare la bianchezza, la magrezza, la bellezza. Insomma, qui siamo veramente al parossismo, ecco, diciamo. Questo è quanto ci riporta Libero. C'è anche un bel fondo di Luigi Mascheroni sul Giornale che vado a riprendere e ve lo leggo perché è molto molto tranquillo. Ieri, mentre la CNN ci aggiornava sulla sparatoria nel Blackstone Building a Manhattan, spiegandoci a commento di alcuni frame di un uomo di colore con un fucile d'assalto che l'attentatore era un uomo bianco e l'arma quella tipica dei suprematisti, ci siamo imbattuti nella polemica che ha investito negli Stati Uniti l'attrice Sweeney. 27enne, lanciatissima e molto glamour, è stata criticata dal mondo liberal per la nuova pubblicità dei jeans American Eagle, dove appare strizzata in un total denim ammiccante, troppo bella, troppo femminile, troppo bionda e troppo bianca. Sotto accusa il claim Sydney Sweeney has great genes, in un gioco di parole con jeans, cioè geni. Vogliono forse dirci, si sono chiesti in molti, che i geni fortunati, desiderabili, quelli giusti, siano quelli bianchi? E il fatto che la famiglia dell'attrice sia di area trampiana non ha aiutato. In effetti c'è da preoccuparsi, dice Luigi Mascheroni. Niente trans, niente veli, niente taglie oversize, solo una ragazza sexy. Da qui le accuse di attivisti e tiktoker. Lo spot è fascista, promuove l'eugenetica, pura propaganda nazista, eccetera, eccetera. Strano che a scaricare odio siano solo i brutti. Domanda: perché le persone grasse, sciatte, con i capelli blu e la faccia devastata dai piercing pensano che tutto ciò che è bello, bianco e eterosessuale sia nazista o fascista? Si chiede Luigi Mascheroni. Intanto però lo spot è piaciuto. In 2 settimane le vendite dei suddetti jeans sono aumentate e il titolo dell'American Eagle è salito in borsa. Il wok una cosa l'ha ottenuta, dice Mascheroni, che la gente si sta svegliando. Ecco, interessante, quindi abbiamo anche dato fiato al nostro core business. Vediamo, abbiamo qualche messaggio. Omer Bassani da Martinengo ci dice: in merito alle sinistre aberranti teorie woke, a mio parere sono assolutamente deleterie e cervellotiche, sono la negazione delle origini, storia e cultura dei popoli. Rappresentano teorie negative atte a indottrinare le generazioni per arrivare a un futuro, tra virgolette, omogeneizzato e privo di ogni parvenza di popolo e nazione. Beh, evidentemente questa è un'osservazione molto, molto pertinente. Diciamo che anche se
senza dare fiato a teorie complottiste o altro, è vero che c'è una corsa, si punta un po', insomma, verso quest'uomo che sia assolutamente slegato da ogni vincolo di comunità e magari anche di famiglia, perché così diventi il consumatore perfetto, la persona magari in affitto che oggi può lavorare in questa città e domani in un'altra, eccetera, eccetera, che si prenda tutte le libertà, tra virgolette, tra le sue quattro mura, magari anche quelle, diciamo, da esercitarsi sotto le coperte, mentre altre libertà sociali, personali, di critica, eccetera, vengono magari accantonate. Ecco, noi vogliamo puntare un po' il dito su questa situazione che è assolutamente da verificare, insomma, da mettere in conto. Interessante, passiamo a un altro argomento decisamente diverso, ma comunque sempre legato alla censura. C'è stato, come voi sapete, lo stop a Roma, proprio deciso dal Campidoglio, contro i manifesti sulla sicurezza della Lega Salvini. Voi sapete che questi manifesti, che sostanzialmente parlavano dei provvedimenti approvati con il decreto sicurezza, sarebbero stati sostanzialmente razzisti, roba da Ligie Mancino e chi più ne ha più ne metta. Sono stati fermati questi manifesti che erano già stati regolarmente pagati, alcuni anche affissi. Perché? Perché le immagini a corredo, credo qualcuna tra l'altro fatta con intelligenza artificiale, sarebbero state portatrici di stereotipi e quant'altro. Però prima di andare avanti con questo argomento, vedo che abbiamo delle telefonate, quindi le facciamo passare molto volentieri. Vai con la prima telefonata. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei. Allora, siccome c'è poca gente, o meglio pochi giornalisti che parlano di Mosca, io vorrei parlare delle ambizioni di Mosca. Sì. Se non le dispiace. Prego. Se no cambio argomento. Prego. E allora, dottor Tognini, sull'applicazione, mi sembra, dell'articolo 5 riguardante la difesa collettiva della NATO, il Cremlino sta preparandosi ad attaccare con le armi nei prossimi anni membri dell'Unione Europea. Come si dice in giro? Mettiamoci un bel punto di domanda. Dottor Tognini, storicamente, da dopo il crollo dell'URSS del 1991, Mosca ha sempre indicato la sua sfera di interesse, mi sembra, nello spazio ex sovietico e non oltre. Le sue eccellenze sono concentrate soprattutto in campo militare ed energetico. È bene ricordare che la Russia si rispecchia da sempre nell'Europa di cui fa parte e da cui si differenzia. Figuriamoci, dottor Tognini, cosa succederebbe se i russi dovessero combattere, ad esempio, contro i polacchi, che hanno le terze migliori forze armate della NATO. È facile da prevedere l'articolo 5 o no? Se qualcuno toccherà anche un solo dei paesi scandinavi baltici, tutti gli ex satelliti, secondo me, del Cremlino ne prenderanno insieme le difese, con le armi in mano. Le terribili lezioni del passato hanno lasciato tracce indelebili. E voglio terminare. All'Europa, dottor Tognini, tocca riarmarsi. I venti tempestosi portati dal ritorno della diplomazia delle grandi potenze non lascia purtroppo scelta. La saluto e buon fine settimana anche a lei. Grazie anche a lei. Beh, è un tema importante e interessante. Io risponderò per quanto mi è proprio, per quanto sono a conoscenza, per quella che è anche la mia esperienza di 8 anni come diciamo funzionario al Parlamento europeo per il gruppo Lega e per alcuni eurodeputati. Tanto tutto quello che diremo, anche assolutamente obiettivo, comunque verrà tacciato, come è stato anche per il recente voto, di essere filorusso al soldo di Putin e quant'altro. Lo sappiamo, ce ne facciamo una ragione, sappiamo che siamo qui per ragionare. È evidente che c'è un governo, come dire, in Russia con un alto tasso di autoritarismo, anche perché è uno dei paesi più grandi comunque del mondo, che ha una storia, ha tante etnie al suo interno, eccetera, eccetera.
è uscito da crisi importanti, insomma, chi come me ha qualche annetto in più ormai, insomma ci ricordiamo anche la Russia di Yeltsin, che era un po' il Bengodi della corruzione e quant'altro. Detto questo, noi come Lega abbiamo sempre cercato di avvicinare comunque questi mondi, perché la Lega perché la Russia poteva essere un interlocutore importante innanzitutto contro il terrorismo, come è accaduto per esempio in Siria, contro l'ISIS, eccetera, e perché comunque fondere la capacità europea con le materie prime e diciamo l'energia russa poteva davvero creare un'idea di Eurasia importante. Ovviamente gli Stati Uniti hanno subito visto questo pericolo e hanno messo il carico anche un po' per dividerci. E oggi la Russia sicuramente guarda un po' più alla Cina, per esempio, ed è un problema. Le istituzioni europee ovviamente hanno quello che si dice i loro interessi da portare, intanto perché c'è un alto tasso di lobbismo nelle istituzioni europee, è palese, intendiamoci, è palese. Un po' perché ci sono alcuni paesi ex sovietici, ex patto di Varsavia, che hanno il dente avvelenato con Mosca. In primis la Polonia, che è diventato un alleato molto, molto vicino agli Stati Uniti. Pensiamo ai paesi baltici, che sono molto aggressivi da sempre con la Russia, mentre altri paesi, faccio un altro esempio, l'Ungheria, che pure ha visto i carri armati sovietici, ha sempre cercato per esempio di ragionare con Mosca, e devo dire l'approccio di Fidesz, di Orban, è sempre stato di buon senso, almeno per quanto è il mio personale giudizio. Oggi assistiamo a una voglia sempre più alta di alzare l'asticella, di alzare, come dire, la soglia di attenzione. Le provocazioni ovviamente vengono poste da una parte e arrivano anche dall'altra, no, anche la stessa Russia, quando deve alzare un po' la tensione, non fa parlare Putin, fa parlare Medvedev, e da lì insomma c'è chi la spara più, si fa a gara un po' a chi la spara più grossa, ecco. Da questo punto di vista, secondo me, quantomeno Putin e Medvedev hanno una loro legittimità che è sicuramente superiore a quella, per esempio, della cosiddetto alto rappresentante per la politica estera UE, che è la signora Kaja Kallas, che dall'alto, insomma, del suo partitino, del suo paese baltico, pensa di parlare a nome di un'Europa molto diversa, molto distinta. Forse parla, potremmo dire meglio, a nome di una burocrazia che gli stessi popoli europei hanno contribuito negli anni a fomentare, ad arricchire, e che ancora oggi qualche problemino ce lo crea, se parliamo per esempio di dazi. Quindi in questo momento la politica estera vuole alzare la tensione, perché comunque c'è da trovare un accordo sull'Ucraina, un accordo che poteva già essere trovato, ma i paesi occidentali hanno anche un po' alzato l'asticella, perché evidentemente hanno i loro interessi. Lo ha fatto Londra, lo ha fatto Washington, eccetera. Il problema dell'Ucraina è che dopo la guerra comunque avrà ingentissimi prestiti e materie prime comunque da onorare, quindi sarà un problema. Quel paese è stato distrutto dalla guerra, ma verrà spolpato secondo me anche dal dopoguerra. Questa è una cosa che va detta, ecco, insomma, questo al di là di qualsiasi tipo di intervento di pace, che auguriamoci ci sia quanto prima, però questo è. C'è poi tutta questa retorica della guerra che nasconde il fatto che da parte europea si vuole a tutti i costi un riarmo. Tanto è vero che adesso lo chiamano in un altro modo, ma prima si chiamava Rearm EU, questo grande progetto che è l'ammissione di colpa che il Green Deal ha impantanato le nostre imprese, sta creando problemi all'automotive, quindi a tutta la filiera dell'industria automobilistica, ma in generale anche a tutta l'industria pesante, c'è il problema dell'acciaio e quant'altro, e quindi diciamo buttarsi sul militare serve soprattutto per le grandi imprese, manco a dirlo, franco-tedesche,
insomma, di galleggiare, di sopravvivere, di andare avanti, perché qualcuno pensava che comunque anche con l'elettrico, le batterie, l'importazione dalla Cina, pensavano di andare avanti. Così non è, perché evidentemente, insomma, è un discorso che abbiamo già fatto. Questo Green Deal ci costringerebbe a un massiccio approvvigionamento di minerali e di materie prime che tra l'altro non sono nostre, e poi ha un problema comunque di diversificazione della rete e di problemi che più volte abbiamo portato avanti. Quindi c'è questa retorica del riarmo, che da una parte è funzionale agli Stati Uniti, che vogliono spendere meno per la NATO, ma dall'altro è funzionale al riarmo tedesco, insomma, di una Germania che per anni ha puntato solo sull'economia, sul commerciale, per il proprio, diciamo, per la propria volontà di potenza, uso un termine un po' antico, e oggi vede addirittura l'occasione per riarmarsi e riaffermare il suo dominio, nascosta dall'ombrello europeo, ma è un ombrello che, diciamo, fa sostanzialmente i voleri di quella parte. Oggi l'Italia si sta, diciamo, tirando fuori, sta dando qualche gomitata salutare, restando tra l'altro all'interno dei conti. Vediamo che per esempio il famoso spread, cioè quel differenziale tra il tasso dei nostri buoni del tesoro, dei nostri BTP rispetto a quelli tedeschi, è diminuito molto. Diciamo, era a 280-290 con il migliore, con il mitico Draghi, oggi è a 80 e ha superato anche il rendimento dei titoli francesi, diciamo. Ha superato nel senso che è più basso, ecco, in questo senso. Quindi c'è più fiducia nel nostro paese, che fa un po' una politica attendista. Ecco, forse ci vorrebbe un po' più di coraggio da parte della Meloni. La Lega lo ricorda, la Lega fa la parte spesso e volentieri del grillo parlante, e speriamo che, insomma, venga anche riconosciuta questa coscienza critica di vero centrodestra, di vera forza comunque alternativa all'inciucio, al grande inciucio europeo, appunto in salsa tedesca, in salsa von der Leyen. Quindi questo è un po' quello che penso. Ditemi un po' cosa ne pensate anche voi, sempre allo 02 92 94 72 22. Direi commento la notizia che stavamo verificando prima, cioè quella dei manifesti di Roma, poi andiamo in pausa. Vi dicevo che la Lega non molla la presa su Gualtieri, accusato anzitutto dai consiglieri comunali di Roma leghisti, Santori e Politi, di essere un po' il mandante della censura dei manifesti del Carroccio sul decreto sicurezza. Per il partito di Salvini l'iniziativa del Campidoglio è un atto che limita la libertà di espressione di un partito politico, ignorando l'articolo 21 della Carta Costituzionale. Ad esprimersi così è lo stesso Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio. Ritengo allucinante la censura nei confronti di una libera espressione, nel senso che io vado in giro per Roma o per Milano e vedo manifesti che inneggiano al comunismo, a potere al popolo, falce e martello, idee lontanissime da me, ma mai nella vita di amministratore pubblico mi permetterei di strappare o di cancellare o di vietare o di imbavagliare qualcuno. Quindi questa è un po' la risposta di Matteo Salvini, che è legata ovviamente a un garantismo che auspichiamo tutti, ma anche al fatto che c'è ancora una volta questa censura preventiva, questo pensiero per cui tutto sommato, siccome in quel manifesto si vedevano, insomma, delle caratterizzazioni particolari, insomma, si vedevano degli stranieri, si vedevano anche dei Rom, allora insomma questa è, come dire, è discriminazione. Peccato che poi i numeri, se guardiamo i numeri delle carceri, se guardiamo le occupazioni abusive, insomma, lo sapete, di quello si parla e non altro. Quindi noi continueremo a dire la nostra e a fare la nostra parte per risvegliare un po' le coscienze. Pausa pubblicitaria, a più tardi. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati.
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda Marco Tognini, 12:34, la trasmissione è Sic et Non, Open Your Eyes, aprite gli occhi. Abbiamo aperto, diciamo, anche il focus sull'Europa, abbiamo parlato di Russia, abbiamo parlato di pensiero woke, dei manifesti censurati a Roma. Restiamo sull'Europa. Leggo insomma la preoccupazione dell'eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri: taglia la PAC per il riarmo. Cresce la preoccupazione del mondo rurale per l'annunciato taglio di 86 miliardi alla politica agricola europea, la famosa PAC, e per la proposta di Bruxelles di fare conferire questa PAC in un fondo unico che accorpi anche energia, ricerca e difesa, mettendo questi settori strategici in forte competizione tra loro per le risorse. Si tratta dell'ennesima scelta miope che minaccia gravemente la nostra agricoltura e che rischia di portare al tracollo il Made in Italy, già oggi messo in difficoltà da una competizione globale agguerrita che premia l'agroalimentare di bassa qualità, come hanno tenuto a ribadire agricoltori di tutta Europa che si sono recati a Bruxelles contestando la scelta di von der Leyen. Come componente della Commissione Agri e come rappresentante in Europa della Lombardia, prima regione agricola d'Italia, dice Isabella Tovaglieri, mi preparo a battermi contro i tagli alla PAC, convinta che non possiamo barattare la sopravvivenza della nostra agricoltura e la sicurezza alimentare dei cittadini con una maggiore disponibilità di fondi per il riarmo e per le costosissime politiche green di von der Leyen. Sostanzialmente allargo un attimo il campo anche per darvi quella che è una
una visione. Oggi in Europa la coperta è estremamente corta. Perché è estremamente corta? Intanto perché questo Green New Deal è disastroso e quindi sta creando problemi agli stati europei che chiedono quantomeno, se non di cambiarlo, di sussidiarlo. Quindi delle due l'una, o lo cambi o comunque dai le risorse per poter andare in questa direzione. L'Europa ha una coperta corta perché ha già promesso altri 100 miliardi per l'Ucraina, per Zelensky. L'Europa ha la coperta corta perché comunque vuole lanciare queste risorse per l'industria pesante, penalizzata proprio dal Green Deal. E quindi che cosa fa? Intanto è alla ricerca di quelle che sono le cosiddette risorse proprie, cioè delle tasse che andrebbero poi alla fine direttamente a finanziare la Commissione europea, che vive, ricordiamolo, di finanza derivata, quindi dei contributi degli stati, che partono per esempio da una quota importante sull'IVA e quant'altro. È ovvio che se vogliono recuperare dei soldi, cosa devono fare? Possibilmente politicamente, senza che la cosa si faccia notare, cosa fanno? Cambiano del tutto il sistema, quindi da un sistema che dava il Fondo Sociale Europeo, i sussidi della PAC, di questa politica agricola, che è una delle parti più importanti anche del bilancio europeo, ricordiamolo, con la gestione delle regioni, cosa facciamo? Noi la centralizziamo 2 volte, cioè la centralizzano perché la mettono insieme ad altri fondi. Quindi scompare all'interno, non c'è più una voce precisa, e quindi già lì giocano su questo fatto. E poi se ne lavano un po' le mani dicendo: però adesso la facciamo gestire non alle regioni, perché poi ci sono regioni che fanno benissimo e regioni che fanno male, questa è la scusa ovviamente, ma lo diamo agli stati centrali, in modo tale che quindi le regioni che si comportano bene rischiano di perdere perché avranno una programmazione più lontana dal territorio. E in secondo luogo, con questo gioco all'interno, sicuramente ci sarà una diminuzione dei fondi per la politica agricola, perché se li dovranno combattere con tutti gli altri settori, appunto l'energia, la ricerca, la difesa, e voi capite che è una guerra tra poveri, e il tutto nasce, come ben sappiamo, da una burocrazia brussellese sempre più elefantiaca, che vuole accentrare risorse, competenze, e insomma, ecco, questo è un po' il problema. Non per essere anti-europei, ma per essere forse realmente europei, per avere un'Europa che sia un coordinamento degli stati europei, in cui nessuno debba subire imposizioni su se stesso, ma che prenda degli impegni per la crescita, perché poi l'Unione oggi è soprattutto vista come austerità, come imposizioni. La Comunità Economica Europea era in questo senso un mercato comune molto importante, che ha allargato il benessere. Forse bisognerebbe ripartire da quel modello, ovviamente per andare avanti, per cercare un'integrazione politica, però oggi l'integrazione politica è partita dalla cosa più sbagliata, è partita dalla moneta. E partendo dalla moneta sappiamo poi quello che è accaduto, una moneta che comunque doveva arginare il marco forte, ma solo dato in realtà grande spazio commerciale alla Germania, andando a influire invece su tutte le altre monete, andando a influire sul lavoro, andando a influire sul risparmio, e quindi insomma è stato un po' prendere una scorciatoia sbagliata, che ha costretto i popoli europei a fare degli accordi che si sono rivelati degli accordi estremamente sbagliati. Ricordiamo che insomma siamo a 20 anni da quei famosi referendum in cui il popolo disse no al Trattato di Nizza, e allora in Europa dissero no, basta referendum, già ha detto di no la Francia, già ha detto di no l'Olanda, no, basta, ritiriamo il Trattato di Nizza. Poi hanno ripresentato il Trattato di Lisbona, che era più o meno raffazzonato, la stessa cosa con qualche nome cambiato, non c'era più il Ministero degli Esteri, c'era l'alto rappresentante, come vi dicevo, della politica estera, che comunque non si sa bene quale politica estera dovrebbe fare,
E poi cosa hanno fatto? L'hanno fatto come dire, ratificare non più ai popoli ma ai parlamenti, ai governi. Quindi insomma è la dimostrazione che da 20 anni c'è un sopruso nei nostri confronti. Di questo bisogna prenderne atto, non per fare delle battaglie antistoriche, ma anzi per ridare il potere, la sovranità, ecco il termine sovranismo, che non è un termine di destra, non è un termine nazionalistico, ma ridare la sovranità al cittadino, quindi che il cittadino abbia la possibilità di dire la sua contro tutti quei poteri forti che influenzano i decisori e che purtroppo fanno la voce grossa in Europa, ma anche negli stati, e quindi insomma bisogna riequilibrare quel potere che invece nei tanti anni del dopoguerra aveva fatto il bene della classe media, del cittadino, l'aveva fatto crescere, insomma. Ecco, questo è un po' il salto che dobbiamo fare, un salto di qualità. Ovviamente sono molte le minacce che oggi il cittadino comune deve contrastare, c'è anche una minaccia, diciamo, alla propria cultura, alla propria identità, oltre che una minaccia alla sicurezza. Sentiamo parlare di coprifuoco la sera, ecco, come avete sentito in Francia, ma anche in altre zone, problemi dalle piscine a uscire la sera, insomma, sembra sempre un po' un ritirarsi, cioè rinunciare a un diritto perché ci sono problemi, quando poi sappiamo che con il coprifuoco serale per i giovani, diciamo che i bravi ragazzi restano a casa. Prima magari potevano uscire, adesso restano a casa. E chi se ne frega delle regole continuerà a uscire. Insomma, anche questa è una cosa un po' da visionare. Il problema dell'Europa, lo diciamo spesso, si chiama immigrazione, si chiama fondamentalismo islamico, diciamolo, l'aggettivo è così, ecco, perché è una religione che comunque ha una portata di pensiero molto forte, o con me o contro di me, e quindi da quello deriva la legge della Sharia e tutto quanto noi sappiamo. Una notizia interessante che vi diamo e che purtroppo ci dovrebbe far riflettere è che i predicatori entrano nelle carceri, e in particolare al Beccaria, cioè il carcere minorile di Milano. Nessuno si chiede come mai in un istituto minorile 2/3 dei detenuti siano musulmani. È una vera e propria bomba sociale, si chiede Libero. La notizia che nel carcere minorile milanese presterà servizio un imam con funzioni di guida spirituale per i ragazzi detenuti di fede musulmana ha fatto storcere il naso a molti. Innanzitutto per il sospetto che il predicatore possa contribuire a indottrinare i giovani detenuti e incanalarli verso l'integralismo religioso. E anche qui varrebbe a dire che è l'unica religione che non ha un'intesa con lo Stato e che quindi può continuare ad avere una predicazione in una lingua straniera che non può essere controllata, che non ha una gerarchia ben definita, e quindi insomma ci sono tutti questi giochini eccetera, che confonde i centri culturali con i luoghi di preghiera e quanto sappiamo. E poi perché, continua La Verità, perché in materia di servizi, prediche e sermoni non sembrano i bisogni più urgenti da garantire a chi ha violato la legge spacciando, rubando, violentando e commettendo ogni altro genere di reato. Tuttavia, dice appunto il commentatore, non sono né stupito né scandalizzato dalla decisione di far entrare in carcere un imam. Semmai la mia sorpresa è dovuta al fatto che l'iniziativa, con cui si apriranno le porte del Beccaria a un predicatore del Corano, è rivolta a una maggioranza di reclusi che non è italiana. I dati sono sorprendenti. Secondo l'indagine condotta in collaborazione con il Tribunale dei Minori e con l'Arcivescovado milanese, nell'istituto di correzione lombardo nel 2024 sono stati rinchiusi poco meno di 300 ragazzi, 227 dei quali stranieri. Poi magari c'è anche qualcuno che ha la doppia cittadinanza, eccetera, o è nato in Italia. Già questa informazione dovrebbe far riflettere, perché se una minoranza di immigrati, stimata in circa l'8% della popolazione italiana, produce una popolazione di detenuti che è pari a più di 2/3 del totale, c'è qualche cosa che non va, lo capite anche voi. Ma a questo si deve aggiungere che sul totale dei detenuti stranieri l'87% è di religione islamica. In altre parole,
su 297 giovani agli arresti, circa 200, arrotondando per difetto, sono musulmani, 2 su 3 la maggioranza. E questo è il dato che ci dovrebbe far riflettere, al di là dell'ingresso di un imam nel carcere per intrattenersi con i detenuti. Siccome l'idea di consentire l'accesso alle celle di un religioso islamico è stata tenuta a battesimo da Viminale, Ministero della Giustizia e Arcivescovo, sono convinto che il predicatore sarà scelto con accuratezza e non fra chi invoca Sharia e propugna di sterminare tutti gli infedeli per diffondere il verbo di Allah, così dice appunto diciamo il giornale. Ma a prescindere dal fatto che l'imam rispetti le nostre leggi e non faccia proselitismo, a colpirmi sono ancora una volta i numeri. Com'è possibile che, nonostante in Italia i musulmani siano appena 1,5 milioni, i detenuti che pregano rivolgendosi alla Mecca siano pari a 2/3 del totale? È evidente che c'è qualcosa che non va e quel numero, per quanto piccolo sia, perché riguarda un solo penitenziario e non tutti quelli disseminati lungo la penisola, ci dice che stiamo allevando potenziali criminali. Però se le celle traboccano di minorenni fedeli al Corano, superando per numero quelle di detenuti di altre religioni, forse dovremmo riflettere, perché siamo davanti a un fenomeno che non ha precedenti e un domani potrebbe esploderci tra le mani. Non voglio dire che tutti quei giovani siano potenzialmente combattenti dell'ISIS, però evidentemente quei ragazzi rappresentano un problema. Non so se di mancata integrazione, di disagio o altro. Tuttavia rischiano di essere una bomba sociale e non credo che a disinnescarla basti un imam. C'è qualcosa che dovremmo capire e analizzare a fondo prima di trovarci nella situazione con cui devono fare conti altri paesi con immigrazione di più lunga data come Francia, Belgio. Io conosco bene il Belgio, la situazione è molto compromessa. Gran Bretagna o Germania, Svezia aggiungo io, un altro paese decisamente molto toccato dall'immigrazione, anche perché ha una bassa popolazione autoctona, ma è stato molto colpito dall'immigrazione in questi anni. Durante il periodo degli attentati islamici, prosegue La Verità, abbiamo scoperto che esistono enclavi in cui lo Stato nazionale non ha il controllo, banlieue e sobborghi dove vige la Sharia e non le leggi della République o della monarchia dei Windsor, dove il faro nella vita della comunità non è la Costituzione ma è il Corano. Altro che mandare gli imam in cella e consentire la preghiera. Qui dobbiamo chiederci perché 2/3 dei detenuti sono islamici e subito dopo correre ai ripari. Ecco, questo è un po' il grido di allarme. Se parliamo di Islam, vediamo, ne parla anche Il Tempo, c'è un viaggio, appunto, un servizio sull'Islam radicale tra false moschee e carceri, così 200 finti imam arruolano i terroristi. Espulsioni in aumento, tra l'altro il 30% di queste espulsioni nasce, pensate, da osservazioni nei penitenziari. Dal 2024 è stato rafforzato il contrasto a possibili attentatori con analisti specializzati, dice appunto Il Tempo. E è interessante, ecco, forse servirebbe, come hanno commentato poi diversi politici, una legge sui finanziamenti alle moschee, che in effetti giungono, sono molto importanti e tra l'altro sono divisi anche etnicamente, perché non essendoci una gerarchia mondiale, in realtà noi sappiamo che per esempio c'è il mondo sunnita che la pensa in un certo modo, il mondo sciita in un altro. Sappiamo che c'è la Turchia che finanzia alcune importanti moschee, lo ha fatto per esempio in Bosnia, lo ha fatto a Strasburgo, la più grande moschea che credo sia terminata. A Strasburgo è stata costruita con i fondi della Turchia, lo fanno gli Wahhabiti, quindi lo fanno i sunniti dell'Arabia Saudita, per diciamo una presa anche geopolitica, evidentemente. Lo si fa nelle nostre città anche adesso, confondendo l'estremismo con l'adesione alla causa palestinese, per cui vediamo questi giovani che con l'adesione alla causa palestinese si dimenticano però anche tutti i problemi che sono legati a quel mondo, col fatto che comunque Hamas è un partito in tutto e per tutto propugnatore del terrorismo, è un partito che per esempio religiosamente segue la Sharia, per esempio il contrasto al mondo gay e quant'altro. Insomma, c'è un fondamentalismo che non viene toccato e continua invece questa grande
propaganda. Ecco, quindi sicuramente resta un motivo di grande preoccupazione e fa piacere che insomma ci siano ancora delle forze politiche che ne parlano e l'importante sarebbe agire, quindi l'invito ad agire è e resta sempre quello importante. Pochi minuti ci restano prima della fine, cambiamo decisamente argomento, parliamo di dazi, parliamo di questo accordo, come dire, al ribasso, sempre in sede europea. Voi vedete quanto poi la credibilità e diciamo l'operatività di questa Commissione europea è messa in dubbio dagli stessi accordi che crea. I Brexiter, a cominciare da Nigel Farage, hanno criticato l'accordo europeo mostrando sostanzialmente il fatto che mentre l'accordo europeo è del 15%, l'accordo britannico è del 10%, quindi una Gran Bretagna libera, tra virgolette, anche se comunque sempre legata a doppio filo e alla finanza internazionale e agli Stati Uniti, ha ottenuto un accordo del 10%, quindi sicuramente più vantaggioso di quello che abbiamo noi in Europa. Tra l'altro, apro la parentesi, c'è anche la guerra dei comunicati stampa, cioè il fatto che ad accordo chiuso Trump l'ha commentato in un modo e la von der Leyen ha smentito, l'ha commentato in un altro, insomma ha detto no, non è così, dobbiamo vedere, insomma ognuno sta cercando di tirare l'acqua al suo mulino e di cambiare un po' le carte in tavola. Questo accordo ha scatenato critiche, come vediamo, da leader europei e industrie. Lo stesso Merz avevano spinto per un compromesso, ma ora un po' si dissociano. Sicuramente, come dice anche il Corriere della Sera di ieri, von der Leyen ha fallito nel proporre alternative strategiche come misure contro le big tech, con la finanza degli Stati Uniti, indebolendo la sua leadership. La delusione, dice anche il Corriere della Sera, è trasversale. Leader che avevano incoraggiato il dialogo con Washington come Merz ora si uniscono al coro degli scontenti, mentre Giorgia Meloni tutto sommato evita lo scaricabarile. Von der Leyen, che aveva l'opportunità di dimostrare autonomia in un negoziato di competenza esclusiva della Commissione, ricordiamolo, cioè gli accordi commerciali sono stati demandati dagli Stati proprio all'Unione Europea e fa parte, diciamo, dei trattati costitutivi dell'Unione, ebbene non sono riusciti ad esplorare alternative e quindi sostanzialmente questa chiusura è naufragata. Sicuramente hanno difeso la sovranità sull'agroalimentare, su una parte almeno dell'agroalimentare, respinto alcune clausole, ma il piano è naufragato. Ecco. Vedo su Libero un bel corsivo accattivante di Capezzone in cui dice: gli ex spasimanti ora scaricano von der Leyen. La sinistra italiana, che un tempo appoggiava von der Leyen, ora la critica ferocemente per l'accordo al 15%. Paolo Gentiloni, i Grillini, il PD oggi attaccano von der Leyen, nonostante siano parte integrante della sua maggioranza, ignorando il loro ruolo nel suo insediamento e nelle politiche UE. Ricordiamolo, insomma, nel 2019 von der Leyen parte con il voto determinante della delegazione del Movimento 5 Stelle. In questa legislatura von der Leyen parte con un accordo di potere che resta esteso ai Verdi nonostante le critiche al Green Deal. Si dice che sotto banco anche qualche partito della sinistra radicale l'abbia votata. La Meloni non partecipa al voto in una posizione, diciamo, pilatesca, perché ha un commissario europeo, Raffaele Fitto, però poi in sede di mozione di sfiducia a von der Leyen abbiamo visto sostanzialmente dissociarsi da questa mozione di sfiducia i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Tra l'altro una mozione di sfiducia che era stata presentata da un esponente polacco proprio dei conservatori, quindi da questo punto di vista spaccati anche i conservatori europei, mentre i patrioti, il partito europeo di cui fa parte la Lega, sono stati compatti nel votare la sfiducia. Vi dicevo Capezzone che critica l'ipocrisia della sinistra, si deve principalmente al patto di stabilità, ricordiamolo, il disastro poi europeo, tra l'altro riforma che fu diciamo accolta proprio da Paolo Gentiloni, i grillini che furono decisivi.
Oggi Schlein, che da eurolirica passa a euroscettica, tra l'altro Elly Schlein che è diventata famosa come eurodeputata proprio con la grande infornata del PD del 2019, quindi dovrebbe dire grazie a Renzi, Schlein, un PD che applaudiva il Green Deal di Timmermans e di Teresa Ribera. La narrazione scarica la colpa su Giorgia Meloni, mentre la sinistra la difendeva temendo l'isolamento dell'Italia. Adesso sono loro, ironizza Capezzone, a far finta di non conoscere la tedesca. Anche la stampa si unisce alle critiche. Marco Bresolin sul Corriere paragona von der Leyen a Fantozzi in una genuflessione a Trump. C'è un'incoerenza, diciamo, queste prediche. La sinistra potrebbe sfiduciare von der Leyen in Europarlamento, ma non lo farà, preferendo il trasformismo al coraggio politico. Lo ha già fatto e quindi lo farà. Intanto vi ringrazio come sempre per il tempo che avete concesso a noi. Ci vediamo con Sic et Non, con Open Your Eyes dopo la pausa estiva, quindi riprenderemo a settembre e come sempre vi aspettiamo sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato Sic et Non.